Mi spiace entrare un po' nel personale, scusate il tono di voce perché ho una bronchite in corso, sto curando, sto cercando di farlo. Mi considero fortunato di avere una bronchite, perché in questo momento in famiglia stiamo vivendo veramente un momento drammatico, così tanto a fare anche la storia. Parto da una delle domande che spesso mi viene fatta. Vengono tanti giornalisti, dice: padre, per caso conosce qualche famiglia dove c'è un caso di cancro, vorremmo parlare? Dico: guarda, non ci sono problemi, di vedere se la gente sarà disponibile a farlo. Se scelgo qualche, vada a casa per casa, suoni i campanelli delle varie famiglie e chieda: ma in questa famiglia avete un caso di cancro, un malato, un morto? Si sentirà rispondere: sì, ma c'è una famiglia che non viene toccata da questa problematica. Ed ecco allora il discorso familiare. Questa settimana abbiamo scoperto due casi di cancro nell'ambito del mio nucleo familiare. Tumore alla prostata, al quarto stadio, totalmente asintomatico, e a seguito anche di questo la stessa persona un mesotelioma, perché nel passato è stato soggetto all'amianto. Questi avvenimenti vengono a turbare la serenità di una famiglia, ma non sono gli unici. C'è il caso della moglie, mia sorella, di questa persona, che già da tempo lotta contro un tumore al seno. Mio fratello, che ha lavorato anche nel polo petrolchimico, due tumori, uno alla prostata e l'altro alla vescica. Una sorella è morta di cancro al colon. Questa sorella ha avuto la perdita di una bambina qualche giorno dopo la nascita. L'altra mia sorella, quella del tumore al seno, ha perso una bambina all'8° mese di gravidanza, ed era il periodo in cui ad Augusta si parlava del grave problema dei malformati. Due malformati li ho avuti mio fratello, la sorella di mia madre è morta di cancro al fegato, i due figli pescatori sono morti di cancro ai polmoni. Non penso che la sorte si sia accanita solo contro questa famiglia o contro la mia famiglia. È una drammatica realtà che viviamo, e magari qualcuno mi dice: madre, ma lei non si deve occupare di queste cose. Allora facciamo il discorso accademico, parliamo dell'inquinamento in generale, parliamo del buco dell'ozono, dei cambiamenti climatici. Sì, sono parlare di queste cose, ma quando l'inquinamento si vive in prima persona con questi risultati non si può rimanere